21:32, bentornati Sardegna Rosso-Blu, Sardegna in gioco, il quiz che ogni martedì vi regala un po' di cultura sarda attraverso le nostre 5 domande che stasera faremo a due emigrati, ma molto lontani, perché qui andiamo in Messico, voliamo in Messico, non perdiamo troppo tempo. Ringrazio subito Sandro Pizzanti in regia, ma in questa seconda edizione, come già detto in tutte le 3 puntate passate, questa è la quarta, quest'anno, o meglio questo giro, ci occupiamo di emigrati, e tra circoli e emigrati invece solitari andiamo un po' a pescare nel mazzo, e davvero qui cadiamo molto bene. A Città del Messico abbiamo 2 concorrenti anche questa sera. Il primo di questi 2 è Massimo Perna e lo saluto con grande affetto. Ciao Massimo! Ciao Matteo, come stai? Molto bene, sembri qui dietro, sembri a una quadra da qui, guarda proprio. Magari, mi piacerebbe. Non so dove sei tu, ma mi piacerebbe. Io sono a Cagliari, io non so di dove sia tu. Siamo a Città del Messico, ma tu? Io sono di Carbonia. Carbonia, oh perfetto, la città tra l'altro, una città molto bella, Poco città di un mio amico. sorridente, città del... No, perché dai, ho fatto anche delle cose, ho fatto Miss Italia lì qualche anno, insomma, ho conosciuto anche tante persone che fanno un sacco di cose sul volontariato, quindi c'è tanta gente attiva. Salutiamo Carbonia a questo punto, ma da quanti anni è Città del Messico? Quasi 9. Il 15 di gennaio compio 9 anni qua. Ok, allora tu sei un giramondo in realtà, perché parti con la passione per la fotografia, che era il tuo mestiere, fotografo anche nei villaggi turistici, ho scoperto. Sì. E come sei finito a Città del Messico allora a fare il direttore di un ristorante? Perché sono venuto a fare delle fotografie ad un gruppo di ristoranti italiani che è di proprietà di un amico che è stato... Lo conosco dai tempi del Forte Village, quando lavoravo lì. Lui è sempre stato direttore lì al Forte e ha lasciato tutto quello che aveva in Italia per venire a lavorare qua in Messico. Ha una catena di ristoranti italiani. Era un po' di anni che mi diceva: dai, quando vieni a farmi le foto per le reti sociali dei miei ristoranti? Perché chi non chiamerebbe un fotografo di Carbonia, giustamente, per andare a Città del Messico? Esatto. E niente, alla fine mi sono innamorato del posto, e coinciso col fatto che in Italia c'era abbastanza crisi, non si stava tanto bene in quegli anni lì, e quindi mi è piaciuto il posto, ho approfittato per fare un'esperienza nuova. Adesso stiamo meglio, torna, dai, torna, che adesso stiamo... La prossima settimana faccio un po' di vacanze. Bravo, allora torna che si sta decisamente meglio. Ma senti, lì com'è la situazione? Non ce n'è Covid? No, ce n'è, tra l'altro è peggiorata moltissimo negli ultimi giorni. Oggi è uscita la notizia che la sindaca di Città del Messico ha contratto il Covid-19. Ormai parli in spagnolo tu più, no, cioè devi ragionare, perché parli un po' spagnolo, un po' italiano, ti vengono alcuni termini in spagnolo da utilizzare. Ogni tanto sì, però ho un amico di Cagliari che viene a trovarmi spesso e ti riporta al Castellaio. Un po' in sardo, sì. Il Castellaio, esatto. Va bene. Allora, so che comunque lì il governo ha lasciato molto ai cittadini, poi questo me lo stava dicendo il secondo concorrente, perché fuori onda stavamo chiacchierando anche con Roberto, che è poi il prossimo concorrente, e quindi ha la responsabilità dei cittadini, ma anche lì la responsabilità forse è un po' larga, cioè della serie di contagi ce ne sono comunque. Sì, ce ne sono, ma secondo me sono più attenti qua che in Italia. Tutte le attività hanno all'entrata hanno una persona incaricata di controllare la temperatura corporea e di proporzionare, non so se si dice così, di dare il gel per le mani o l'alcol, e assicurarti che tu abbia il copribocca, la mascherina, altrimenti non ti danno accesso in nessun posto. Chiaro. Un mercato, un negozio di nessun tipo. Facciamo arrabbiare i ristoratori italiani? Siete aperti con un coprifuoco o siete aperti? Siamo aperti con un coprifuoco. Fino a qualche giorno fa avevamo il massimo che potevamo avere era 40% della nostra capienza totale, che si calcola, noi avevamo si chiama afforo, in sostanza la capacità massima del ristorante è di 240 persone. Abbiamo dovuto ridurre tutto perché ovviamente per forza. Quanti al 40% stavamo lavorando con una capienza massima di 95 persone. Comunque è incredibile come veramente dove vai.
Sì, sì, no, Sì. beh, certo, ci credo, ma anche qui vedrai adesso il fine settimana, perché in Italia hanno pensato che il virus circoli solo la sera dopo le 21 o dopo le 23, invece secondo me circola anche di pomeriggio, però vedrai il fine settimana nei ristoranti, agriturismo, sarà tutto pienissimo perché la gente comunque ha voglia di andare in Ma giro, ma guarda, vabbè. noi abbiamo adottato dei sistemi di sicurezza che sono quelli dell'entrata, te l'ho detto, abbiamo uno scanner che controlla la temperatura Ah, corporea, ti così lo facciamo porto. entrare e circolare all'interno del ristorante solo con la mascherina e Sì, ci sono delle persone incaricate che passano continuamente ai tavoli a dare l'alcol per le mani e tra un armate, tavolo e giusto? l'altro, sì, tra un tavolo e l'altro Come sì? abbiamo, non ho capito, scusa. Armate, armate ho detto. Sì, sì, Tu mi hai detto sì. armate col coltello. Armate col coltello. No, e poi ci sono dei separé tra un tavolo e l'altro che aiutano un po' a Sì, diffondere sì. meno la... Qui lo fanno a uomini e donne con la De Filippi, in realtà, il separé ce No, ma l'hanno qua alla solo lì. fine ogni ristorante ha adottato qualche misura di restrizione e sta funzionando, alla fine lavorano un po' tutti. Senti, non sono tanti anni che manchi dalla Sardegna, poi magari comunque in qualche modo ci torni. Come sei messo a cultura generale sulla tua terra? Perché poi Eh, adesso dobbiamo... Non lo so, penso abbastanza ignorante, però ho Va bene, vissuto, perfetto. sono andato via da Carbonia, avevo 18 anni, ho fatto 5 anni in Inghilterra, ho viaggiato un po' per Tutto il Europa mondo. e Vabbè, questa parte del mondo, non ho molta noi memoria, spero di non fare mettiamo figuracce. un po', in gioco, come si chiama Sardegna in gioco, questa tua cultura, se vuoi puoi farti anche aiutare da qualche messicano che magari ne sa più di te o da qualche sardo che hai vicino. Commercio, cultura, sport, immigrati e turismo sono le 5 materie attraverso le quali noi adesso faremo questo test. Ti faremo tutte le domande, devi rispondere bene a tutte e 5 le domande e Sardegna Rosso Blu ti invierà in comode 6-7 mesi la maglia, la t-shirt ufficiale del centenario del Cagliari, ok? Ok. Questo sarà il tuo premio da esporre lì nei tuoi ristoranti, nel ristorante dove sei direttore. Ma attenzione, devi guadagnartelo. Partiamo con la prima domanda che è Sì. legata al commercio, un po' quello che fai tu, insomma, ecco. Qual è il nome del vino bianco, Doc? Qui ci siamo proprio in pieno nella tua di materia o perlomeno nel tuo mestiere, prodotto in Sardegna e più specificatamente nella Gallura. Dai, il famoso... Vermentino. Io non posso dare conferma o no della tua risposta positiva, giusta o sbagliata, posso farlo alla fine delle 5 domande. Quindi tu hai detto Vabbè, Vermentino penso il e noi vermentino. andiamo alla seconda domanda. Va bene, va bene. La seconda domanda è questa, è legata alla cultura. Qual è il nome della famosa corsa alla stella che si corre l'ultima domenica e martedì di Carnevale ad Oristano? Qui credo che... Ho fotografato varie volte, sì, la Sartiglia. E qua non annuisco perché non voglio fare il pelegatta della situazione. Questa era facile. Sì. Sport, come sei messo sul Un calcio? disastro. Un disastro, ecco, allora vediamo come te la cavi. Qual è il nome del calciatore? Ruolo portiere, portiere però, che vinse lo scudetto col Cagliari, calcio. Sì, non lo so. Dai, vabbè, puoi anche dire passo, poi la riprendiamo dopo. Passo. Passo, vabbè, paura che rimarrai lì a passarti. Però chiudiamo con le ultime due domande, questa serie di 5. La prima per Massimo Perna. Qual è il nome della scrittrice, autrice del bestseller Accabadora? Qui L'ho si parla di letto. Si emigrati. chiama, Fa anche la radio, fa anche la radio sì, lei. sì, non mi viene, l'ho letto il libro, tra l'altro. Eh, eh, È la Laura. Santo... No, no che Laura, no, stavo pensando al cognome, no, Ah, ti do un indizio, come si chiama Santoro di nome? Giorgio. Ah Giorgio? no, non lo so, aspetta. Sei sicuro? Santoro. No, ho un Santoro, amico il che si chiama giornalista. Giorgio, però Santoru, scusa. Vabbè, quello lo salutiamo e ne prendiamo atto. Ma il giornalista Santoro, il famoso Michele mi Santoro. esce, Ah, Michela Murgia. io non ho detto altro che come si chiama Santoro. Turismo, chiudiamo con questa. Piccolo aiutino te l'ho dato, sappi che non potrò più dartene. Qual è il nome della città dove si La trova mia. la miniera di Carbonia? E qui giochi in casa di Serbariu, attiva dal 37 al 64, attualmente sede del Museo del Carbone. Scusami, Carbonia, la miniera di Carbonia, carbone sì. di Serbariu. Qui Se non so Carbonia. questa sono messo male.
Sì, direi che se non so, questa è una brutta parola, ma cazzo ci può stare. Detto questo, la risposta è, l'ho data io la risposta. Armonia. Vabbè, torniamo alla domanda sullo sport. Vogliamo sapere qual è il nome del calciatore ruolo portiere che vinse lo scudetto col Cagliari Calcio? Guarda che se lo chiede a un messicano lo sa, secondo Sì, me. me lo immagino, però sono veramente scarso. Se vuoi ti dico la formazione dell'anno, Eh, quella dello scudetto, dell'anno. quella non conta, vero? Non ho capito, scusa, di che anno la vuoi dare? Qui parliamo dello scudetto, È degli anni 69. 70, Tocco, Pilitu Niedu, Fai Spuliga De Lussu, quella non conta, vero? Litto e Puliga li salutiamo con grande affetto, ma no, quella non Non lo so, conta. Quella non conta. È quella dello scudetto, non lo dai. so. E qui non posso più darti una mano, ne ho già data tanta, devi buttarti. Butta, è il portiere. Eh, Buffon. no, no. Mi sentono i cagliaritani, no, Buffon. No, ti Mai, no? sentono i cagliaritani, ti sentono anche i sardi in tutto il mondo in questo momento, ti stanno sentendo tutti, quindi anche lì a Città del Messico ci saranno un sacco di sardi, magari. Ce ne sono parecchi, non so se mi arriva il suggerimento, ma non credo. Albertosi. Chi ha suggerito? Qualcuno ti è andato, cioè ti è venuto in Me l'hanno mente? suggerita, dai, devo Vabbè, essere vabbè, onesto, me l'hanno suggerita. Però sì, lo sapevo, ma non mi ricordavo il nome, Albertosi. Riepilogo delle domande che abbiamo fatto a Massimo Perna. Qual è il nome del vino bianco prodotto in Sardegna e più specificatamente nella Gallura? Hai detto Vermentino, e Vermentino ovviamente è la risposta esatta. Nella cultura siamo andati a chiedere quale fosse quella famosa corsa alla stella che tu hai fotografato tante volte, che si corre il martedì, la domenica e il martedì di Carnevale ad Oristano. Beh, la Sartiglia, ma certo la Sartiglia, ma come poteva essere altro? Qual è il nome invece del calciatore portiere del Cagliari dello scudetto? È arrivato sul photo finish il suggerimento, l'aiuto da casa di qualcuno lì con te a Città del Messico. Riccardo Albertosi è la risposta esatta. Attenzione, perché andiamo verso un unplane. Qual è il nome della scrittrice, autrice del bestseller H. Badora? Michela Murgia. E qui un po' di aiuto, ma è lei, l'hai Esatto, letto, grazie, è vero. io ho premiato il fatto che tu l'abbia letto, No, ecco. l'ho letto, è vero. Chiudiamo col turismo. Abbiamo detto la miniera di carbone di Serbario, attiva dal 37 al 64 e sede del Museo del Carbone. A me è uscito un carbone e la risposta esatta era la tua città, caro Esatto. Massimo. La Ho avuto città molta fortuna. Bravo Massimo, complimenti, 5 su 5, eccola qui la maglietta che potrai esporre lì nel tuo ristorante. Come si chiama il Si chiama ristorante? Nostos. Nossos? Nostos. Ah, Nostos, che vuol dire nostro? No. No, Nostos è il posto che quando i guerrieri tornavano dalle loro guerre trovavano un posto in Grecia che poi dopo lo usavano come casa, diventava poi la loro terra, si chiamava il Nostos, quindi tornavano al Nostos, era praticamente tornare al posto a casa, tornare a casa. Tornare a casa. Allora, quando è che tornerai a casa? Chi lo sa, ma quando Il torni 6 faccio un di dicembre. Il 6 dicembre, allora per diciamo quasi per le festività natalizie, ma in realtà un Sì. po' prima, poi te ne vai in Messico, torni in Messico per Natale? Sì, faccio solo qualche giorno di vacanza, poi Vabbè dai, l'importante è mantenere questo cordone umbilicale sempre attivo e presente, perché comunque i sardi sono in tutto il mondo, ma la esatto. sardità è una cosa che ovunque tu sia non manca mai e non svanisce mai. Grazie Massimo! Grazie Matteo. Ciao, complimenti, un abbraccio a te e a tutto il tuo staff e buon lavoro, Grazie chiaramente. mille, ciao, buona giornata. Anche in questo momento. Ciao, buona giornata a voi in realtà, perché noi qui stiamo per finire la serata, sono le 21:46 e a Città del Messico. Che ora sarà? Perché adesso loro, dunque qua è fuso orario, lo chiediamo a Roberto, lo chiediamo al prossimo concorrente, a Roberto Lai, che è invece direttore di 6 ristoranti, di 6 marche di ristorante, perché così avete detto, avete usato. Ciao Roberto, buonasera, benvenuto, Ciao anzi buonasera da noi. ciao a tutti. Buongiorno da voi, che ora è? Sono le 2:46 del pomeriggio. Allora buon Abbiamo pomeriggio 7 da voi. ore di differenza. Oh, bene, anche tu da 11 anni a Città del Messico, direttore Sì. di 6. Perché avete detto 6 marche di ristoranti? Cioè tu hai detto 6 marche. No. Allora, Massimo, che è un caro amico, Sì? Massimo è direttore di un ristorante greco che si chiama Nostos,
Sì. E io sono invece direttore di 6 ristoranti che si chiamano Farina e fanno parte di un gruppo più grande di ristoranti. Ok, e come ti sei trovato tu invece a vivere l'avventura messicana? Io sono arrivato qui nel 2009 quando avevo già deciso di salire dall'Italia, di andare via. Io dalla Sardegna ero già andato via Mm. da prima perché io vivevo a Bergamo per molti anni, lavoravo per un famoso editore italiano e Ah, quindi ho lavorato per tanti anni lì. E poi ho deciso di venire qua perché ho conosciuto mia moglie e quindi ho deciso di venire qua in Messico. ok, quindi Ho iniziato la mia vita qui. Galeotto o Galeotta fu Galeotta fue l'amor. sì, così. Adesso stavo facendo in mente locale all'editore italiano famoso Bergamasco, ma Bergamasco l'editore No, non o... era bergamasco, è un editore di Florenzia che è la Giunti. Io ho Ah, lavorato per tanti anni in Giunti Scuola ok, ok. e quindi io avevo preso la zona della La Bergamasca. Bergamasco. Sì, ho lavorato tanti Come anni si lì. fa a passare da fare quello che lavora nella Giunti Scuola al direttore di un Ma, ristorante? ma guarda, noi italiani, io parlo dal punto di vista di noi italiani siamo delle persone straordinarie. Dobbiamo renderci conto che siamo molto apprezzati nel mondo. Credo che, ma non lo dico per presunzione, abbiamo sicuramente una marcia in più rispetto agli altri, ma in tutti i campi. Parlo dal punto di vista del gusto, del gusto dell'estetica, della nostra storia. La nostra storia Certo. parla chiaro, della storia culinaria che abbiamo. L'Italia, la nostra Italia è piena di ricette, tutte diverse tra una regione e un'altra. E la Sardegna, ad esempio, è una regione che dovrebbe essere riscoperta e dovrebbe essere più sponsorizzata nel mondo perché ha delle cose incredibili e in molti posti non la conoscono. Eh sì, questo... Addirittura ti dico una cosa, quando io sono arrivato in Messico c'era una marca, e esiste ancora, che si chiama Italianis, dove ha il simbolo dell'Italia completa e non c'è la Sardegna. Questo... Capito? Sì, sì. Ma Per figurati che capire, siamo ma non stati... per male, non No, dobbiamo no, essere no, certo, permalosi in certo, questo. è che molti non la conoscono. Sì, È sì, proprio sì, guarda, l'ignoranza che c'è, la gente non lo sa. Quando io la gli dico dove settimana sei nato? scorsa siamo stati in Ungheria, nel senso in questo viaggio ipotetico attorno al mondo attraverso questo quiz, e anche l'Ungheria ci dicevano che quando diceva chi era collegato con noi, Giacomo Piana, il presidente del Circolo Sardo di Ungheria, sono sardo, dice ah, la Sicilia? No, no, la Sardegna, cioè non conoscono, non sa neanche dov'è che fosse in Italia, figurati, quindi Sì, abbiamo ancora tanto esatto. da raccontare. Senti, devo per forza andare dritto perché mancano 10 minuti alla fine, dobbiamo farti Vai. queste 5 domande anche a te e vediamo un Oh, po'. domande semplici perché... Massimo lo abbiamo un pelo aiutato, però dai, devo dire che si è comportato bene. Faremo la stessa cosa con te, partiamo dalla Vabbè, domanda che vediamo, apre vediamo. col commercio e che dice esattamente, adesso la vedrai in sovraimpressione, qual è il nome del materiale di origine marina, pescato e lavorato soprattutto ad Alghero, famoso per l'intensa colorazione rossa. Dai, Il corallo. io vado alla domanda numero 2 perché posso solo oltrepassare quello che è la tua risposta e poi alla fine ti dirò se è giusto o sbagliato, ma lo saprai già nel tuo privato se hai risposto bene o meno. Qual è il nome della festività? Domanda sulla cultura che si svolge a Sedilo il 6 e il 7 luglio e quest'anno non è andata in scena per la questione appunto legata al Covid e rappresentata diciamo dalla corsa equestre più sentita e sfrenata della Sardegna. Lì partono e van giù a manetta proprio e questa festa a Passo, non me Sedilo la ricordo proprio, non me la ci ricordo arriviamo proprio. dopo, ci arriviamo dopo magari Mi i scusino tutti quelli sedilesi. di Sedilo, però i nuoresi, no, non ricordo. Tranquillo, ci arriviamo dopo e allora andiamo alla terza domanda che è legata allo sport. Qual è il nome dell'attuale calciatore brasiliano del Cagliari Calcio che gioca con la maglia numero 10? João Pedro.
senza neanche... Sai che Joao io lo vedo molto spesso perché vado a pranzo da un amico che è papà del compagno del mio figlio di scuola e abita proprio di rimpettaio, ma neanche, ma stesso giardino, quindi quando torna dalle partite giocate in casa gli dico: oh Joao, bravo, quel passaggio lì, e lui beh, ci stava, sì, commentiamo un po' la partita, queste robe qui. Saluto Joao con grande affetto, sì, molto bravo. Gli emigrati, la domanda che riguarda voi, in realtà vediamo un po' cosa tratta. Qual è il nome del politico sardo nato a Sassari, che fu presidente della Repubblica Italiana dall'85 al 93? Posso dire solo così. Sì, Francesco Cossiga. Al 93. Poi a picconate prendi tu e tutti Francesco Cossiga, sì, no. Chiudiamo col turismo. Qual è il nome del luogo famosissimo per la presenza del cavallino dalla piccola stazza ed esistente solo in questo luogo, no? È famoso. Il nome del famosissimo, del luogo famosissimo, insomma, quel posto dove ci sono quei cavallini che sono piccolini. Ah, sì. Giara. Giara è. Hai una domanda che è rimasta lì un attimo nel firmamento per concludere anche te questa tua sequenza, e la domanda è legata appunto a questa festività che a Sedilo il 6 e il 7 rappresenta sia religiosamente che soprattutto per quanto riguarda la corsa equestre un momento di grande condivisione del paese. Quando come si può, qui subentra il tabù, non so se hai mai giocato a tabù, dobbiamo cercare di arrivare a farti capire la parola senza usare sinonimi. È un compito, come si dice quando una cosa è difficile, un compito è un compito, bravissimo, quindi è un compito, l'hai detto tu, è un compito arduo, benissimo. Quindi Ardiglia, che è un mix tra la Sartiglia e il compito è arduo, quindi la festa è Ardia. Io non ho detto Sardia, no? ma andiamo a vedere il riepilogo, vedremo se sarà giusto, però insomma tabù serve sempre a dare un po' di contributo. Il primo quesito, la prima domanda era quella legata appunto al materiale di origine insomma marino, pescato, lavorato soprattutto dal ghero, famoso per la colorazione rossa, ed era ovviamente il corallo. La risposta è esatta, caro Roberto. La cultura ardua che abbiamo sfoggiato questa sera porta a Sedilo il 6 e il 7 luglio a visitare sia Sedilo ma anche a stare lì e godersi l'Ardia, questa corsa a cavallo che passa in mezzo all'arco. Hai presente? Con chi stai parlando? Mi stai tradendo? Scusa, sto parlando con la mia chef esecutiva che è qua, che è molto bella, a parte, guarda, te la faccio vedere, ti saluta. Ciao chef esecutiva, ciao, guarda che la mascherina puoi anche toglierla, abbassarla qui, non mi contagi, cioè da distanza siamo abbastanza a distanza in questo caso. Ma è sarda anche lei o è messicana? No. È tua moglie? No, neanche questo. Lavora qui, ok, vabbè, ma ci fermiamo, se no rischiamo di creare un incidente diplomatico. No, sta a posto, qua siamo in famiglia. Ah, certo, come si chiama però non l'abbiamo detto. Mi chiamo, intanto salutiamo Clara. Come? Olimpia. Valentia? Così? Olimpia. Olimpia, intanto ti saluta Clara, caro Roberto. Ciao Olimpia, ciao, un bacio, buon lavoro, buon pomeriggio a voi. Amico mio, mi manchi tanto, dice Clara, Roberto. Qua sì, scrivo. Clara è una carissima amica di Cagliari, che siamo rimasti in contatto. Le mando un grande abbraccio a lei e a tutta la sua famiglia. Bene, anch'io lo faccio, la conosco anch'io da tanto tempo. Detto questo, andiamo alla terza domanda, perché l'Ardia l'abbiamo risposta bene, siamo arrivati a svolgere quel compito arduo, ma ce l'abbiamo fatta. Che fosse João Pedro, quel numero 10 brasiliano, non c'è dubbio, e quindi andrei dritto verso la domanda numero 4, quella legata agli emigrati, dall'85 al 93. Ma sì, a picconate, io ti prendo a picconate, se non la
finisci, lo faccio veramente, anche qui in diretta. No, grande Francesco Cossiga, insomma, il presidente di tutti noi, che sappiamo quanto era anche focoso, no? Uno di quelli proprio dal temperamento. Bravo. Ci manca un po' di gente così. Chiudiamo col turismo. Se hai risposto bene a questa, anche tu ti porti a casa, arriverà veramente in quelle comode 7-8 mesi, 8 settimane, non lo so quanto ci metterà ad arrivare la maglietta del centenario, ma la manderanno. Sardegna Rosso Blu spedisce e prima o poi arriverà. Comunque il nome del luogo famosissimo per la presenza del cavallino dalla piccola stazza ed esistente solo chiaramente in quel luogo è il Cavallino della Giara, il Parco della Giara. E allora anche per te, Roberto, felici di mandarti questo pezzetto di Sardegna Rosso Blu, che è appunto la maglia del centenario, ma non è questo il significato del quiz. Il significato di questo gioco è raccontare la Sardegna, ampliare la cultura un po' attraverso tutti i sardi che sono nel mondo in questo caso, e soprattutto andare a pescarvi e a raccontare le vostre storie, perché è molto interessante. Bravissimo Roberto, e complimenti per quello che fai. Grazie a voi. Grazie a voi. È stato un piacere. Salutami Olimpia da quella parte e il resto del tuo gruppo, che è bello ampio. Salute. Ciao. Sì, ciao Olimpia. Ciao, hasta luego anche a te. Ciao, alla prossima ragazzi, buon lavoro e viva Città del Messico. Un bacio a tutti. Ciao Roby, ciao. E abbiamo finito anche per questa settimana, ragazzi. Volare e andare da una parte all'altra del mondo e poi ritornare qui in Sardegna è uno sforzo incredibile, ma continueremo a farlo per altre 4 puntate, perché martedì prossimo, 5ª puntata di Sardegna in Gioco, torneremo qui da voi per divulgare il verbo della cultura sarda nel mondo. Grazie a Sandro Pizzanti per la regia e grazie a tutti voi che eravate lì e che siete ancora lì. Ciao, alla prossima!